Era importante anche a Vicenza scendere in piazza per dire che questa manovra del governo a legge di bilancio per il 2023 è sbagliata e va cambiata. Se penso al Vicentino ci sono problemi per tutti quei pensionati che non trovano la rivalutazione che speravano di difendersi dall'inflazione. Per i caro bollette e tutti i lavoratori e le lavoratrici non c'è alcun aumento di salario per difendersi dall'aumento dei prezzi. 4 ore di sciopero indetto dalla CGIL per criticare i punti della manovra del governo che più preoccupa il sindacato. Erano più di 300 i lavoratori che hanno sfilato in mattinata per Corso Palladio, da Viale Roma a Piazza Matteotti. Di fronte al Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati il comizio di dirigenti sindacali locali, RSU e semplici operai, preoccupati per la sicurezza e il futuro dell'industria nel Vicentino. Non c'è nulla rispetto a una legge sulla rappresentanza che noi chiediamo per sconfiggere la piaga dei contratti pirata firmati da sindacati privi di rappresentanza, come il contratto della Concia recentemente firmato. A Vicenza la piaga dei morti sul lavoro colpisce. Il Veneto, a differenza dell'Italia, vede negli ultimi anni un aumento delle morti sul lavoro. Non c'è traccia di non c'è nessuna misura nella legge di bilancio proposta dal governo. Per questo noi vogliamo cambiarla.